Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno Chiesa. Tutto ok? Già avete preso un caffè? State bene? Ok, siamo qua, siamo tornati, quanto è prezioso. Sempre si dice, no? Per un viaggio ci sono due momenti stupendi. Il giorno della partenza e il giorno del ritorno. Siamo partiti dal Brasile e voi avete seguito un po' la storia che sta succedendo, soprattutto nella mia regione del Brasile, quella alluvione fortissima. Dicono che è il disastro naturale più grande della storia del Brasile. E non si sa ancora il numero di morti dispersi, ma i numeri sono altissimi. E io e Azi siamo partiti proprio un giorno prima, senza sapere niente. Siamo partiti di là sabato e domenica comincia la pioggia che rimane, anche oggi sta piovendo. Così preghiamo anche pelo sud del Brasile e è molto interessante sentire il Veneto che ha deciso di appoggiare. Ho letto anche che la Giorgia Meloni ha deciso di fare una raccolta in Italia per appoggiare, perché la regione più colpita in Brasile è stata la regione dove ci sono tanti italiani. Lì ci sono non so quanti, ma tanti italiani, veramente è stato un disastro. O triste è vedere una città come Porto Alegre, la misura di Milano, che è sotto acqua oggi. E la gente pensa, ma Porto Alegre adesso finisce la pioggia, l'acqua scenderà. No, perché l'acqua è entrata a Porto Alegre e sono più o meno 3-4 metri di altezza d'acqua, ma l'acqua non riesce più a ritornare al fiume, perché l'acqua adesso si è diventata una piscina e non può tornare al fiume perché c'è una barriera naturale. Così per asciugare questa acqua saranno 40 giorni, forse di più. Ce l'ho dei amici che hanno perso tutto. E è una situazione molto difficile. Preghiamo per il Brasile, preghiamo per questa regione al sud del Brasile, preghiamo perché lì ci sono dei nostri cari, ma preghiamo. O bello è vedere la Chiesa, le Chiese che si sono unite un solo corpo, un solo spirito e si sono unite per fare questo appoggio. E quanto è stato bello di vedere quanto la Chiesa è rilevante e importante. Conosco dei pastori lì che stanno lavorando senza dormire e appoggiando. Una storia di un amico che ha detto, pastore Caio, siamo andati a portare cibo, ma quando siamo arrivati a quelle famiglie, e loro hanno detto, ma non serve perché non abbiamo neanche una forchetta, non abbiamo un piatto, non abbiamo niente. Se volete portare il cibo dovete portare già pronto, preparato, perché hanno perso tutto. Così sono le cose interessanti che stiamo vivendo là. Così preghiamo. Oggi è un giorno della mamma. Sicuramente già hai dato un abbraccio nella tua mamma, sicuramente oggi tu porterai la tua mamma a mangiare qualcosa fuori, sicuramente tu preparerai qualcosa molto bello per la tua mamma, sì o no? Oggi la mamma non deve cucinare, non deve lavare i piatti, non deve fare niente, è per i figli fare tutto questo, ok? I figli che devono fare tutto questo oggi per la mamma. Così è un giorno che noi ricordiamo, un giorno che è entrato in un momento commerciale, ma è importante ricordare e parleremo oggi su questa parte. Oggi è un giorno che noi possiamo anche ricordare di questo. Iniziamo il culto, adorando il nostro Dio, offrendo questa gratitudine al nostro Dio, offrendo la nostra vita, la nostra storia al nostro Dio. E che tu possa vivere questo culto oggi in modo molto intenso, perché è una esperienza con lo Spirito Santo di Dio. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi. E facciamo questo momento di preghiera. Preghiamo per la situazione dei nostri fratelli e sorelle e di una nazione che soffre, che è in Brasile. Preghiamo per le nostre mamme, ma soprattutto preghiamo per noi. Che il mio cuore adesso possa essere aperto alla presenza di Dio e essere guidato dal Signore. Chiudi i tuoi occhi e che possiamo vivere questo momento di preghiera in modo molto personale. Te e Dio. Parli con Dio. Ringrazio il Signore per la mamma che Dio ti ha donato. È stata una scelta di Dio per te. E se è stata una scelta di Dio, è una scelta perfetta.
Ringrazia Dio per questo regalo che Dio ti ha donato. Prega per quel popolo oggi che soffre. Tanta gente, tanta perdita. Ma che la Chiesa in quella zona possa approfittare un momento di accogliere, consolare e fortificare la Chiesa, essere usata dallo Spirito Santo di Dio per guarire, trasformare e soprattutto portare la gente a un risveglio spirituale. È un dolore, ma allo stesso tempo una esperienza con Dio. Prega che noi possiamo in questo culto vivere un'esperienza con il Signore, adorare, sentire quello che Dio vuole parlare ai nostri cuori e vivere questa esperienza. Nostro Padre, siamo qui e questa mattina, Padre, vogliamo vivere questo culto con Te, vogliamo vivere questa camminata con Te, vogliamo adorarti, vogliamo servirti. Vogliamo, Padre, questa mattina vivere questa ricchezza spirituale con Te. Ti ringraziamo, Padre, perché Tu hai messo nel nostro cuore un desiderio di adorarti. Tu hai messo nel nostro cuore, oh Padre, questo desiderio di servirti. E se siamo qui, oh Padre, non è stata una decisione nostra, ma Tu hai messo nel nostro cuore, ma allo stesso tempo abbiamo obbedito. Tu hai inserito e noi stiamo in obbedienza. E grazie, oh Padre, per questo privilegio che abbiamo. Vogliamo, Padre, vedere la Tua presenza, sentirti e camminare, oh Padre, questa mattina, questo culto, a sentire quello che Tu vuoi guidarci a una nuova esperienza con Te. Grazie e misericórdia, riempi il nostro cuore, lo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Padre. Questo culto è la nostra offerta a Te. Nel nome di Gesù. Benedici, oh Padre. Amen, Signore. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo adorare, possiamo adesso aprire la nostra bocca, adoriamo il nostro Dio e possiamo vivere questo culto come unica esperienza con il nostro Signore. Questo culto è per Lui. Cantiamo e adoriamo.
lodare, Signore, perché le sue misericordie sono su di noi. Amen. Di poter cantare con gioia, Signore. Grazie per un altro giorno di vita, Padre, dove possiamo respirare, dove possiamo camminare, Signore. Ti ringraziamo perché la tua mano è su di noi, Signore. Grazie perché ci dai la possibilità di vivere, Signore. Aiutaci, Signore, a seguire il tuo cammino, Padre. Dacci gioia giorno dopo giorno nell'avversità, Padre. Ti ringraziamo per questo momento, Signore, dove possiamo riunirci, Signore, e lodarti in verità, Signore, tra fratelli, Padre. Grazie per questo momento, Signore, che noi oggi possiamo riconoscere questa tua bontà e questa tua grazia, Signore. Amen. Gesù in me
Santa. Si muove lo Spirito intorno a noi, tutta la sua bontà è scesa qui. Se tutti i cieli cantano insieme con i santi e gli anziani, quell'inno glorioso e le lodi che cantano non invecchiano mai, mi associo a loro cantando Santo, Santo sei Signore, Dio potente sei sovrano, tu eri e sei e sarai per sempre il Re, sediato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Il suo amor mi chiama più vicino, Gesù mi attira a te, al tuo voler. Se tutti i cieli cantano insieme con i santi e gli anziani, quell'inno glorioso e le lodi che cantano non invecchiano mai, mi associo a loro cantando Santo, Santo sei Signore, Dio potente sei sovrano, tu eri e sei e sarai per sempre il Re, sediato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare
Dobbiamo lodare il Signore, perché solo per grazia siamo stati riscattati. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono la rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Il mio orgoglio ti do e ciò che è nel mio cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama e poter, ciò che voglio cercare te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono la rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Quello che sono la rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono la rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò.
Grazie per la tua grazia, Signore, grazie perché ti prendi cura di noi ogni giorno, Signore. Ti prendi cura delle nostre mamme, delle nostre famiglie, Signore. Ti prendi cura delle nostre vite, Padre. Ti chiedo che questa mattina, Signore, tu possa riempirci del tuo spirito, Signore, che il tuo fuoco possa cambiare le nostre menti, Signore, che possiamo vedere le cose in maniera diversa, Signore. Grazie, Signore, per il tuo amore, perché sei morto per noi, Signore. E ti chiediamo, Signore, che noi possiamo riuscire a vedere le cose come tu vedi, Signore, che possiamo avere fede, Signore, in quello che hai per noi, Padre. Grazie, Signore, per questo momento tra fratelli, Padre, in questa chiesa, Signore. Continua a lavorare in questa chiesa, in tutti i ministeri, Signore. Continua a lavorare nei nostri cuori, Signore. Ti ringraziamo per questo momento, Signore. Amen. Potete sedervi. Funziona? Oh, ok. Giorno speciale oggi per voi, le mamme, no? Quanto è bello ricordare questo, perché un giorno qualcuno ha preso cura di noi, questa mamma, e se siamo qui oggi perché c'era una persona che era al nostro fianco. E oggi non è solo un giorno per ricordare, no senso di dare un regalo, oppure dare solo una parola, ma soprattutto di sentire la preziosità di una persona che Dio ci ha donato. Perciò la mamma non è solo per un giorno. E tante volte, in questo giorno, manifesto ingratitudine invece della gratitudine, perché oggi io ricordo, e dopo 364 giorni se dimentico. E noi dobbiamo ricordare che Dio, nel suo processo, nella sua storia, ha creato l'uomo e la donna. Ha creato un padre e una mamma. E Dio, nel suo processo storico di creare l'uomo e la donna, ha fatto questo che fosse una ricchezza per tutti noi. E oggi noi vogliamo parlare in questo senso delle mamme, perché è molto interessante che la mamma è quella che inserisce più concetto ai figli, e non papà. È la mamma che sta camminando più vicino ai figli. E ogni tanto tu pensa, ma succede oggi perché l'uomo sono troppo passivi. No, nella storia, chi andava a prendere la caccia? Chi era? L'uomo. Chi affrontava un leone per uccidere un leone e portare a casa quello leone ucciso? Chi era? La donna o l'uomo? Quando le femministe vengono a parlare con me, ho detto, ok, nella storia tu andava a affrontare un leone e portare a casa quello leone? Tu andavi fora a prendere un orso e portare a casa quello orso? Era l'uomo. Num período de guerra, nella storia, chi andava a combattere? Era l'uomo. Eu dico, femminista, tu vuole quello uguaglianza? Va a affrontare un orso e va a combattere in guerra. E forse l'uomo non tornava a casa. Perciò la mamma rimaneva a casa com i figli nel momento di una caccia, nel momento di una guerra. E tanto nella storia era così. Perciò avete percepito che quello periodo è la mamma che cominciava a inserire dei valori ai figli. E è sempre stato così. Perciò questa presenza della mamma trasmette nella vita dei figli una identità che si diventa storica. Perciò tante volte noi diciamo tal padre, tal figlio, no? Invertiamo questa frase. Tal madre, tal figlio. É um verdadeiro filho della mamma, não? Ou seja, é questo senso que nós estamos vivendo hoje. E não é só hoje, é sempre. Perciò la presença física, emotiva, afetiva della mamma é muito più presente que a presença física, efetiva e a emotiva do padre nella storia del figlio. Não estou tolhendo a responsabilidade do papá, mas estou dizendo que hoje, no senso de tempo, a mamma é aquela que tinha più tempo com i figli.
Non sto togliendo la responsabilità di un padre quando arriva a casa di stare con i figli, giocando, insegnando, pregando, un sabato, una domenica di fare una passeggiata con i figli. Per favore, dovete fare questo. E noi dobbiamo vivere questa esperienza. Io vorrei qua camminare con 3 personaggi veloci qua della Bibbia, per vedere o quanto veramente la mamma trasmette dei concetti ao figlio. Rebecca aveva un figlio favorito, come si chiamava? Come si chiamava o filho di Rebecca, o suo filho favorito? Giacobbe. Giacobbe, che cosa fa dopo? Ha una famiglia, ma lui ha un figlio favorito che si chiamava Giuseppe. Ossia, Giacobbe impara da Rebecca e fa la stessa cosa dentro della sua famiglia. Ossia, la mamma aveva un figlio che si chiamava Giacobbe, era o figlio che protegeva. Che cosa fa Giacobbe dopo? Impara questo con la mamma e prende Giuseppe e prende como fosse seu filho único favorito. O seu Rebeca, com questo comportamento, cria um caos em família. Giacobbe, com questo comportamento, anche lui cria um caos em família. Ossia, Rebeca fa questo e Giacobbe fa la stessa cosa. C'è un'altra storia. 2 Timóteo 1,5. Eunice com Timóteo, ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto che abita pure in te. Ossia, Loide insegna a Eunice e Eunice insegna Timóteo. Ossia, di generazione in generazione passa dalla nonna di Timóteo, la mamma di Eunice, Loide, Eunice e a Timóteo. Ossia, la formazione spirituale di Timóteo inizia con la sua nonna, passa per la sua mamma e arriva a Timóteo. Ossia, aveva una fede sincera. Timóteo aveva visto, imparò e manifestou. L'altra storia bellissima. Chi si ricorda dell'Antico Testamento? Anna e... Como era o nome de filho de Ana? Samuele. Anna confidava no Signore con tutto il cuore, questo che la parola dice, aveva fede, aveva certezza, sicurezza e consacra suo figlio Samuele. Ossia, una donna che dipendeva dal Signore. Perciò Samuele, quando cresce, vive questa esperienza fortissima perché aveva imparato dalla sua mamma. Perciò, mamma, voi avete una responsabilità intensa e i vostri figli oggi sono conseguenza di quello che voi siete stati con i vostri figli. Perciò tante volte la mamma dice, sembra o padre. Sembra tua mamma. Nei ponti positivi e anche in quelli che non sono tanto positivi. Perciò mamma, la tua responsabilità è molto grande. E è su questo che vogliamo camminare questa mattina. Preghiamo. Nosso Padre, grazie per il privilegio di predicare, di ascoltare, di vivere questa esperienza con te. E vogliamo camminare oggi, Padre, nella tua parola, che possa veramente guidarci, Padre, delle caratteristiche, che possiamo vivere delle esperienze e imparare e crescere in te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Perciò questa è stata l'introduzione e vogliamo oggi camminare con una mamma che è stata preziosa nella Bibbia. Qual è la mamma per voi che è stata molto preziosa? Scelta dal Signore. Maria. E è su di lei che vogliamo camminare questa mattina per vedere l'insegnamento che Maria trasmette ai suoi figli, compreso la persona di Gesù. Non possiamo dimenticare che Gesù era perfettamente uomo e era perfettamente Dio, ma era un bambino che stava crescendo e ha avuto la conoscenza della parola del Signore perché era un bambino, ha avuto un'educazione perché era un bambino che proveniva di Maria. E qua noi dobbiamo vedere questo concetto che Maria trasmette ai suoi figli. E qua che noi vogliamo camminare questa mattina. Luca capitolo 1, 28 a 50. Luca 1, 28 a 50. Dice così. L'angelo entrato in lei disse, ti saluto, o favorita della grazia. O Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto.
L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e lhe porrai o nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ele regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, tal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, la tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore. E qua è interessante, não? Maria, la serva del Signore, allo stesso tempo la mamma di Gesù e allo stesso tempo la serva di Gesù. E quanto questo gioco di parole è stupendo. Io sono la serva del Signore e mi ha fatto secondo la tua parola. L'angelo la lasciò. In quel giorno Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, una città di Giudà, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino si le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Ed alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi ha dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta alle orecchie, per la gloria del bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E Maria disse: l'anima mia magnifica o Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Ele ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grande cosa mi ha fatto il potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Che bella storia. Lei la mamma di Gesù uomo. Gesù che cresce, crebbe, avendo Maria come mamma, insieme ai suoi fratelli e sorelle. Maria essere adesso comincia a diventare un modello, un esempio per i suoi figli, perché lei si diventa mamma. E qua vediamo la prima caratteristica di questa mamma, la prima caratteristica che dobbiamo insegnare ai nostri figli, la prima caratteristica che deve avere una mamma. Luca 1,38, Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi ha fatto secondo la sua parola, sono la mamma del Signore. Ossia, Maria disse: ecco qui la serva del Signore. La prima caratteristica di una mamma è essere serva. E non usare questa parola serva per dire che deve fare il servizio di casa come una schiava. Non è questo. Una serva è che obbedisce al suo Signore. È questa dipendenza dal Signore. Perciò il testo dice: mi ha fatto secondo la tua parola. Ossia, um meraviglioso esempio di madre è essere serva di quello che il Signore insegna. È quello che il Signore dice, che tante volte è difficile di accettare, ma io obbedisco a quello che il Signore afferma. La madre serva è sottomessa verso quello che il Signore afferma. Ossia, la madre serva riconosce che il Signore è il Signore della sua vita, e è questo il principio che comincia a insegnare ai suoi figli. Perciò che i figli crescono sapendo che c'è una mamma serva, e che i figli anche devono imparare a essere un servo del Signore. Una mamma che vive o senso della umiltà e completa dipendência do Signore. La mamma che sa il suo posto davanti a quello Signore che parla.
La mamma che sa che non deve litigare con Dio nel senso di cercare di sapere meglio di Dio, ma si umilia davanti a quello che il Signore insegna. O versetto 32 dice così: questo sarà il grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Perciò che Maria, in quel momento, che era serva del Signore, allo stesso tempo che era madre di Gesù, uomo, era serva di Gesù, Signore, perché sapeva che quello figlio doveva essere il grande Signore e non lei. Perché sapeva che Gesù che doveva essere, avere il grande trono di Davide e non lei. E lei sapeva che doveva essere un servo, uma serva di questo Signore. Io sono la serva. Ecco, io sono la serva. Quando il Signore parla con te, mamma, lascia che il Signore ti guidi a quello che Lui vuole. In quel momento Maria poteva entrare in una grande crisi. Come che eu posso essere incinta? Non avevo contatto con nessun uomo. Ma lei obbedisce a una cosa che sembrava impossibile. Ma lei sa che è una serva del Signore. Quante volte Dio já parlato con te di fare delle cose che è fuori della tua logica, ma è il Signore che sta guidando una serva. Perciò che una serva significa io sono disponibile a tutto quello che il Signore mi chiama. Maria rischiava di morire, Maria sapeva che doveva obbedire al Signore. Perciò una obbedienza di una serva è un rischio anche della propria vita. E perciò che un rischio di una serva è quando obbedisce al Signore nelle cose che sembra fuori dalla logica umana. Perciò che l'obbedienza al Signore attira tante persecuzioni. Siamo stati in Brasile in questo periodo e abbiamo visto di là tante situazioni che per noi oggi cristiani è molto tristi, dove le mamme cominciano a insegnare o trascurare un insegnamento dei figli in principi di che cosa deve essere un uomo e di che cosa deve essere una donna. Perciò una mamma deve sapere affrontare questa società e insegnare ai figli: tu sei o mio figlio, tu sei la mia figlia, e ci sono delle caratteristiche intrinseche a ciascuno di voi. La mamma in obbedienza, in serva del Signore, rischia di affrontare queste situazioni per una difesa e una protezione dei vostri figli, ma soprattutto perché obbedisce a quello che il Signore comanda. I figli vedranno e seguiranno una mamma che rischia la sua vita per un'obbedienza al Signore. Tante volte abbiamo dei figli oggi, dei ragazzi, che vivono una vita molto apatica perché hanno imparato a casa l'apatia nel momento di affrontare una decisione. Mamma, potete e dovete rischiare la vostra vita in difesa di quello che il Signore ci insegna. I vostri figli vedranno questo e cresceranno difendendo la fede e difendendo in princípio do Signore come serve. Perciò è la mamma che insegna a casa. Maria fece questo, ha rischiato, perché era serva. Noi siamo più propensi a non affrontare le difficoltà e dopo noi stiamo creando una generazione debole, una generazione con paura. I nostri figli tante volte crescono nella debolezza e nella paura, perché non hanno la esperienza di vedere una mamma rischiando per protezione a un principio del Signore. Se volete creare figli forti e sicuri e con coraggio, mamme, fate questo. Maria ci ha insegnato che cosa significa essere serva. Lei poteva essere morta, ma ha obbedito al Signore e ha detto: ecco, io sono la serva del Signore. Dite questo: ecco, io sono la serva del Signore. I vostri figli crederanno e seguiranno tutti i vostri concetti. Maria conosceva bene Dio, perciò che stava pronta a soffrire per il Signore. Se una mamma oggi non è pronta a soffrire per il Signore, sta creando una generazione molto debole, una generazione che non è pronta a soffrire per il Signore. Maria stava rischiando. Perciò il primo concetto che Maria ci insegna è che lei è una e serva, rischia la propria vita per il Signore, in protezione del Signore. Secondo caratteristica importante di Maria, quello che ci insegna, está em Lucas 1,49. Perché grande cosa mi ha fatto il potente, santo è il suo nome. Riconosce che o Senhor é
Que o Senhor é grande. Maria riconosce o grande Dio. Perciò Maria impara e vive o soprannaturale di Dio. Che cosa significa conoscere o grande Dio? Un Dio che fa dei miracoli. Un Dio che trasforma a situazioni che per noi era fuori della logica. Un Dio che fa delle cose che ancora noi non riusciamo a capire. C'è qualche mamma qua che ancora dubita della potenza di Dio? C'è qualche mamma qua che dubita che Dio può trasformare il tuo figlio? C'è qualche mamma qua che dubita che Dio può trasformare il tuo marito? C'è qualche mamma qua che dubita che Dio può trasformare una circostanza difficile nella tua famiglia? È qua che io devo imparare a avere la certezza, la sicurezza che Maria aveva la certezza che Dio è un grande Dio potente che può fare un grande miracolo na trasformazione. Maria sapeva della potenza di Dio. E mamma, tu devi sapere che Dio può e farà delle grandi cose nella tua vita e nella tua famiglia. E quando i figli vedranno che hanno una mamma che crede nel Signore e che è sicura nel Signore, i vostri figli cresceranno conoscendo o grande e potente Dio. Perciò lei era incinta senza avere contatto con un uomo, con Giuseppe. Elisabetta, la sua parente, era anziana e era sterile, ma anche lei era incinta. Maria vide tutto questo e tu puoi dire, pastore, quello sembrava più facile. Ma se lo Spirito Santo viene a dirti, tu sarai incinta senza avere contatto con uomo, tu farai come Sara, darai una risata? O tu crederai che il potente Dio può fare un grande miracolo? Se Dio arriverà oggi e dirà, tuo figlio sarà un pastore, un missionário, e tu dirai, Dio, tu non conosci mio figlio, lui è così, 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 così. E Dio dirà, calma, io sono Dio potente, che posso trasformare qualsiasi circostanza e situazione. Perciò, mamma, tu devi credere che il Dio che tu adora è un Dio potente che agisce. A potenza di Dio diventa una realtà nella tua storia e si diventa nella vita di Maria. Perciò la potenza di Dio deve essere visibile nella tua vita, in modo che i tuoi figli possano percepire che tu stai adorando un Dio che è grande e potente e che trasforma le circostanze. Perciò questa parola di mamma fortifica i figli che cresceranno sapendo che loro vanno in chiesa non per vedere una chiesa e stare con gli amici, per adorare il grande e potente Dio. Noi abbiamo un Dio che può tutto. Io devo passare per esperienza con Dio che può tutto. Quante volte noi stiamo vivendo delle situazioni che sembrano tristi e difficili. E il Signore sta dicendo, io posso tutto. Domenica scorsa, più o meno in questo orario, forse un po' di più, perché fuso orario 5 ore, io ero in macchina con Astrid andando in chiesa, per predicare in una chiesa in Brasília. In quel momento io ho detto a Astrid, sembra che noi stiamo pregando e le cose non stanno succedendo. Stiamo con situazioni difficili nella mia famiglia, nella sua famiglia, e tante situazioni difficili con noi, non con noi, con coppia, no, ma situazioni che percepiamo. In quel momento io ho fatto una preghiera che era un grido a Dio dentro della macchina. Dio, tu non stai ascoltando la nostra preghiera? Preghiamo e le cose non cambiano. Alla sera siamo arrivati a casa e un piccolo miracolo è successo. Si è cominciato quasi a piangere, perché quando abbiamo visto quel messaggio che abbiamo ricevuto, era una dimostrazione del grande Dio. Abbiamo fatto in macchina quella preghiera che sembrava che non era una preghiera, ma abbiamo fatto, Dio, tu non stai ascoltando la nostra preghiera. Alla sera Dio ti consola e ti fa un miracolo. Dio agisce. Mamma, o Dio che tu adora è o grande Dio. Non preoccuparti con niente. Non stare com ânsia com niente. Sapendo che o grande Dio che prende cura di te e della tua famiglia. E quando tu insegnerai questo ai tuoi figli cresceranno adorando il grande Dio. E loro avranno sete e fame di adorare il grande Dio. E loro desidereranno di domenica stare in chiesa per adorare il grande Dio. E loro desidereranno stare in chiesa, stare assieme, ma non per avere compagnia e amicizia, ma per stare adorando il grande Dio. E nós stiamo qua per questo. La potenza di Dio si rivela e si manifesta.
Nós não estamos vedendo questo perché non crediamo ancora che Dio può tutto. Tu credi che Dio può tutto? E Dio può tutto. E quello che sembra impossibile per te, lascia com o Signore. Facciamo un momento di preghiera adesso. Che cosa per te, mamma, è impossibile adesso? Che cosa è impossibile? Non preoccuparti che il messaggio non è finito ancora, non sono arrivato neanche alla metà. Ma in questo momento, mamma, prega per quello che per te è impossibile. Tuo marito, tuoi figli, prega. Un Dio che può tutto. Maria ha imparato questo. Un Dio che può. Nosso Padre, sicuramente tante mamme sono qua oggi dubitando che tu possa cambiare una storia, ma tu puoi. E quando viene questo dubbio, Padre, conforta, consola, dice e rivelati, in modo che ogni mamma qua, ma anche tutti noi possiamo credere che tu puoi tutto. Quello che le mamme adesso e le famiglie qua stanno gridando a te, che tu possa manifestare un segno dicendo: io posso, io sto lavorando per questo. E questa situazione che sembra impossibile è lì che tu agirai. Oh Padre, agisci. Tu puoi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Terzo punto di Maria. Luca 1,42 dice: Benedetta sei tu fra le donne. Maria che cosa era? Che cosa era? Felice. Ossia, lei aveva questo Dio potente. Lei era una serva e adesso lei manifesta che cosa davanti al Signore? Felicità. Benedetta significa lei è benedetta do Signore, è felice nel Signore. E è interessante, non dice che sopra le donne. Dove era Maria? Fra in mezzo alle donne. Felice e benedetta fra le donne, non sopra le donne. Felicità nella semplicità e nell'umiltà. Perciò che Maria non era sopra, stava insieme e portando questa felicità di appartenere a questo grande Dio. Luca 1, 45 e 46 dice così: Beata, felice, felice, felice è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Perciò beata, benedetta significa felice. Perciò la felicità di Maria dove era? Nella semplicità, nella umiltà della sua vita, perché la sua vita era nella presenza del Signore. Perciò tante volte pensiamo un matrimonio felice, avere un matrimonio pieno di schei, no? Di soldi. Questo non è felicità. Tante volte pensiamo un matrimonio stupendo è quando i valori umani, i diritti umani sono inseriti. Questa non è felicità. Una vita piena di realizzazioni professionali, dove la donna c'è un bellissimo lavoro, l'uomo un bellissimo lavoro, adesso la casa è felice. No, la felicità è nella dipendenza del Signore. Noi saremo felici quando dipendiamo del Signore, quando le benedizioni saranno su di noi, quando la benedizione di Dio verrà su di noi. Perciò felicità è scoprire la persona di Dio e essere usata come un strumento del Signore. E adesso tu cominci a pensare che strumento io sono nella mano del Signore, in quale modo il Signore sta usando la mia vita. Perciò la mia felicità è sentire il Signore usando la mia vita e con questa gioia. Felicità è sapere che il Signore è presente con me e io sto servendo il Signore con allegria e con gioia. E questo comincia a trasferire questa felicità ai figli. Se tu chiedi ai tuoi figli adesso, qual è a caratteristica que tu vedi in me oggi? E o filho ti risponde: eu te l'ho una mamma molto sorridente e felice e è contenta con tutto quello che hai. O il tuo figlio dirà: mamma, ti vedo sempre arrabbiata, ti vedo sempre con la mente, ti vedo sempre insoddisfatta.
che cosa ti risponderai ai tuoi figli? Maria era beata perché era usata dal Signore e dimostrava questo. Ha insegnato ai suoi figli la gratitudine. Una mamma beata è che insegna ai figli la gratitudine per tutte le situazioni della vita, perché sa che il Signore è con lei. E se il Signore è con lei, non manca niente. Un riconoscimento che va oltre la conoscenza. Riconosce il Signore sempre. Perciò le difficoltà della vita io riconosco il Signore. Perciò i momenti belli riconosco il Signore. Perciò aquele momento difficile riconosco il Signore. Perciò in tutti i momenti riconosco che il Signore è con me in tutte le situazioni e è grata. La gratitudine era bello. Potete immaginare Maria incinta, in quel momento di persecuzione, Maria facendo quello viaggio, un viaggio che non era per un'autostrada, era per una strada sterrata, giorni e giorni, non so se era sopra un cavallo, sopra un camelo, io non lo so come lei è andata da Nazareth a Betlemme, io non lo so, ma lei è arrivata a Betlemme per fare quel momento do censo e era lì e non si lamentava. Io devo imparare nella vita che Dio mi ha dato tutto quello che io ho bisogno e non posso avere lamento in nessun momento. Essere beata è avere la gratitudine perché il Signore mi ha fatto felice. Perciò insegna ai tuoi figli la felicità basata nella presenza del Signore. Insegna ai suoi figli a essere grato per tutto quello che hai. Insegna ai tuoi figli che la beatitudine è l'obbedienza completa del Signore e sapere che la benedizione del Signore è con te. Mamma come Maria, mamma come tu sei oggi, ha nel cuore sempre la gratitudine perché riconosce il Signore nella tua vita. E i tuoi figli cresceranno dentro di casa vedendo una mamma sempre grata e con sorriso. E quando loro vedranno questo, creeranno una generazione con questa gratitudine, con la gratitudine nel cuore e con la gioia. Maria era felice perché era beata e era beata perché la benedizione del Signore era con lei. Qual è la tua caratteristica? Quarto punto, está em Lucas 1, 46 e 48. E dice che Maria riconosce che aveva bisogno della salvezza. Maria riconosce che lei aveva bisogno della salvezza che veniva do Signore. E Maria disse: l'anima mia magnifica o Signore, e lo spirito mio exulta in Dio, mio Salvatore, perché Ele ha guardato la bassezza della tua serva. L'anima mia magnifica o Signore. Ho bisogno della salvezza do Signore. Una donna che adora o Signore riconosce come suo Salvatore. Tu já riconosciuto che Dio, che Gesù è tuo Salvatore? Riconosce che Dio era sopra di lei e lei stava adorando? Quanto prezioso vedere essa caratteristica di mamma, umiltà e dipendência do Signore. Questa mamma que ama Dio de potente e que ama o seu Filho de Salvatore. Maria riconosce questo, perciò che lei sapeva che i propri limiti e exalta o Dio della sua salvezza. Una mamma beata, una mamma serva, una mamma che conosce la potenza di Dio, riconosce la dipendenza della sua anima nella salvezza che il Signore vi dà. Mamma, tu já hai riconosciuto il Signore come Salvatore della tua vita? Tu já hai insegnato ai tuoi figli che anche loro hanno bisogno della salvezza? Tu já hai insegnato ai tuoi figli una camminata con loro nella conoscenza di Gesù come Salvatore della loro anima? Perciò lei insegna ai figli che esiste una salvezza e questa salvezza viene dal Signore. Non è merito di Maria, era merito di Gesù. Non è merito tuo, è merito del Signore. È la grazia del Signore. Perciò Maria stava insegnando questo, che la salvezza proviene dal Signore. E è lì che deve insegnare ai figli, che la salvezza proviene dal Signore. O logo più evangelistico di una storia è dentro di casa. Non è la Chiesa che deve avere questa responsabilità, c'è, ma è dentro di casa dove la mamma deve insegnare la salvezza ai propri figli, chi è Gesù per te e chi è Gesù per loro. E l'ultimo punto está em Atti capítulo 1, versetto 14. E tutti questi perseveravano concorde nella preghiera con le donne
e com Maria, madre di Gesù, e com chi? I fratelli di lui. Maria era ali pregando com chi? Com chi? Com chi? Com i suoi figli. Una domanda, non serve rispondermi adesso. Quando è stata l'ultima volta che tu hai pregato con i tuoi figli? Quando è stata l'ultima volta che tu hai preso i tuoi figli e hai messo di ginocchio al tuo fianco e hai pregato con loro? E tu mi dirai, pastore, io sempre prego per i miei figli. No, qua la storia è diversa. Maria stava pregando com i figli. E tu dirai, ah, ma meu filho é sposato. Não importa. Quando lui vai a casa, prende teu filho e prega com lui. Sicuramente teu filho avrà difficoltà nel matrimonio, sicuramente avrà difficoltà nel lavoro, sicuramente avrà difficoltà nel rapporto con le persone. Prega com i tuoi figli. Maria ha insegnato l'importanza della preghiera con i figli. Perciò che lei stava lì, Gesù già era andato in cielo, loro stavano aspettando la venuta dello Spirito Santo, ma Maria in quel momento stava pregando com i fratelli di Gesù, com i suoi figli. Una vita di preghiera è quello che Maria ci ha insegnato, è quello che le mamme devono imparare e insegnare ai figli. E tante volte noi facciamo quello, io prego a casa, ok, ma prega com i tuoi figli. La conseguenza di una mamma che prega con i figli è una trasformazione profonda in una nuova generazione. Pregare insieme con i figli è un privilegio. Se i tuoi figli sono a casa, mamma, non trascurare questo. Va a pregare prima di dormire. Va a pregare prima di inviare alla scuola. Va a pregare prima che loro escano per il lavoro. Prega insieme. I tuoi figli diranno, mamma, che cosa è successo? Io soltanto voglio obbedire al Signore. E tu dirai, io sono serva del Signore. Io conosco il potente Dio. Io sono felice nel Signore. È il Dio della mia salvezza. E i tuoi figli apriranno gli occhi. Tu mai hai fatto questo? Ma adesso sto facendo. Perché vorrei che tu cresca imparando chi è il mio Dio. E loro cresceranno imparando chi è il loro Dio personale. La salvezza non è una eredità che trasmette di padre ai figli, è un'esperienza personale che i figli scopriranno quando la mamma sta pregando con i figli. Sia una mamma che faccia una differenza nei tuoi figli. Vive una felicità di essere servo, vive una felicità nella dipendenza del Signore e guidata dal Signore. Che la futura generazione possa imparare da te che cosa significa adorare il Signore. La decisione di essere una madre esempio è tua, mamma. O figlio, Maria ci ha lasciato questo esempio e che tu possa seguire. Maria, tante volte noi protestanti cerchiamo di non affrontare tanto questo personaggio perché abbiamo paura. No. Lei è stato un grande esempio di una mamma che ha insegnato ai figli. E Gesù crebbe in grazia, in statura, in conoscenza davanti al Signore perché lui aveva una mamma. I genitori mi diranno, e do papà? Parleremo un altro giorno sugli uomini. Ma oggi è essere un esempio. Mamma, volete creare una generazione che adora il Signore? È con voi. Con azioni. Sia felice, sia grata, sia serva. Riconosca che Dio può tutto. Che tu possa essere una persona dipendente do Signore e com atti pratici preghi com i tuoi figli. Preghi con loro sempre. E loro cresceranno imparando quem é o Signore. Preghiamo. Se tu sei vicino alla tua mamma, prende la mano della tua mamma adesso. Se tu sei vicino alla tua mamma adesso, prende la mano. Se tu sei lontano, vá di là e avvicinati a lei. Ma abbraccia. È la tua mamma che Dio ti ha regalato. Se tu sei mamma, ricordati di questi passi. Sono semplici. Essere serva,
riconoscere che Dio può tutto, la potenza di Dio, essere benedetta, felice, 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 beata. Una mamma che prega con i figli, perché ha bisogno della salvezza anche. Nosso Padre, quanto prezioso vedere nella storia o quanto tu hai usato delle persone per trasformare gli altri. Quando vediamo la storia di Anna, che ha trasformato la vita di Samuele. Anche la storia di Rebecca, con Giacobbe dopo Giuseppe. La storia di Lloyd e Eunice. E tante storie bibliche di personaggi, Padre, che hanno trasformato gli altri. Noi siamo responsabili di trasformare la generazione che sta arrivando. Essere mamma è un privilegio che tu hai dato. È un regalo. Benedici le mamme che sono qui, Padre. Fortifica, guarisci. E che le mamme possano avere sempre il coraggio di vivere questa esperienza con te. Sicuramente le mamme qua soffrono, Padre, perché tante situazioni sono fuori del loro controllo. Ma è lì che il grande e potente Dio agirà, che sei tu. E che loro possano avere quella certezza, quella fede, che tu farai. E tu farai. Che loro possano avere, Padre, questa esperienza di vita di appartenere a un Dio che può tutto e insegnare ai figli il significato di un'adorazione. Grazie, Padre. Grazie per questo grande privilegio che tu hai dato a questo gruppo di persone. E è un privilegio che tu hai dato a tutti noi di avere una mamma. Benedici, fortifica, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Prima do momento dell'offerta, c'è un video. E questo video noi vogliamo vedere adesso che cosa i bambini hanno fatto per le mamme. E dopo cantiamo e facciamo questo momento di offerta. Ma non voglio togliere questo video che è conseguenza di questo messaggio. Tutto pronto, Joshua? Ok. Vediamo questo video qua, piccolo video. È la più brava ad eseguire ogni vostra richiesta. E senza dire anche la più bella. Va bene, scusi, cominciamo. Hai una richiesta di ricollocazione sul luogo di lavoro. Cioè cambiare lavoro. E quale sarebbe la motivazione? Sentiamo. Giornata di lavoro senza pausa. Ok, continui. Tante cose da fare. Delle volte neanche un grazie. Basta. Uno dei nostri supervisori ti chiamerà per un colloquio urgentissimissimo. Buongiorno. 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 Ho visto che il tuo curriculum di mamma è molto ricco, complimenti. Però manca qualche informazione. Posso farti alcune domande? Sì. Sì. Sì, certo. Sì. Sì, certo. Ci fosse tuo figlio, come immagini che sarebbe la tua vita? Un po' vuota forse. Vuota, senza senso proprio. Triste, senza gioia. Seria sem colore. Sicuramente molto meno impegno, molto meno preoccupazioni, però anche molto meno soddisfazione, meno felicità.
Penso che sarebbe bella senza un figlio per rompere un po' la mamma e svegliare di mattina presto, mamma, voglio il latte. Ah, che bello sì. È bello essere mamma, mi piace. E in tutto questo tempo, qual è stato il regalo più prezioso che hai ricevuto? Dei miei figli. E quando sento che loro mi dicono che mi amano, che sono la più brava mamma di questo mondo. Il regalo? Il sorriso di mio figlio. Essere mamma di una splendida figlia, Letizia. In tutto questo tempo, qual è il regalo più grande? Non lo so, forse vedere i miei figli che ministrano là davanti alla chiesa. Cosa vuoi che tuo figlio si ricordi per sempre di te? Che sono una brava mamma, sono stata una brava mamma. Della pazienza che la mamma ha avuto, perché lui è tutto l'amore che l'ho donato sempre. Che sono stata una mamma presente, soprattutto, e una mamma amorosa e attenziosa. Dell'amore grande, proprio del dono della vita che il Signore mi ha dato, che gli ha dato, di essere i miei figli. Di essere sempre pronta. La mamma che è sempre pronta. Bene, il nostro colloquio è finito e tu rimarrai dove Dio ti ha messa. E anche se a volte sembra che tu non venga riconosciuta per tutto quello che fai, devi stare tranquilla, perché Dio ti vede ed è molto molto contento per la mamma che sei. Amém. Já dato un abbraccio nella mamma adesso qua? Possiamo stare in piedi, puoi abbracciare la tua mamma, abbracciare i tuoi figli. Possiamo stare in piedi, se i tuoi figli non sono qua, che il marito può abbracciare al posto. E possiamo vivere questa esperienza qua, che bello regalo. E è questo privilegio che adoriamo al nostro Dio, e questo regalo che Dio ci dà. Se tua mamma è lontana oggi, per favore, 4, 5 chiamate. Una sola non basta, ok? Perché una sembra che hai fatto o che dovevi fare. Ma quando farai la seconda, la terza, la tua mamma dirà, di nuovo? Sì, mamma, ti amo. Fai così 3, 4 volte oggi, chiama la tua mamma e fai questa sorpresa per lei, ok? Facciamo questo momento di offerta, di decima, questo regalo che Dio ci ha donato. Adesso è il mio momento di offerta. E tante volte pensiamo... Ok, e dopo ci sono le foto ancora che le mamme che non hanno fatto, per favore, c'è là un momento di fare una foto con i figli, ok? In fondo. Ma adesso è il momento di dare questo decima e offerta al nostro Signore. La Chiesa ha conquistato delle aree, adesso a Sala Nera anche abbiamo delle aree, e avremo, perché già abbiamo soldi per questo, ma dobbiamo mantenere questa opera salda nel Signore. Offriamo con gioia, con allegria, e facciamo questo cantando in adorazione al nostro Dio. Ok, cantiamo, adoriamo e offriamo. Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, su ogni monte e mare. Il desiderio mio è quel che chiedo a te, è che tu regni in me, Signore, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei il Signore dei desideri miei, ti prego regna in me, Signore. I pensieri e le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re, vali più per me di tutto
possibilità di ascoltare la tua parola quest'oggi, questa mattina, Padre. Ti chiediamo che tu possa continuare a lavorare nei nostri cuori, nelle nostre menti, Padre. Ti ringraziamo per le benedizioni di ogni giorno, Padre. Grazie per le nostre madri, Signore, per le nostre famiglie, per il lavoro che fanno nei nostri cuori, nelle nostre menti, Signore. Grazie per i loro insegnamenti, Signore. Grazie per quello che fai per questa Chiesa, Signore. Grazie per riempirci del tuo Spirito Santo, Signore. E grazie per il tuo amore, Signore, perché ti prendi cura di noi ogni giorno, Padre. Amen. Potete sedervi. Adesso sì. Era vero? Ok, come ho detto prima, se tu già hai fatto una foto con la mamma qui, se tu non hai fatto una foto con la tua mamma qua in fondo nell'uscita, c'è una foto che tu fai Polaroid e già porterai questa foto con la tua mamma, ok figli? Ok, prossimo sabato, ok, li avvisi qua dove sono? No. Incontro di coppia, matrimonio nella Bibbia, prossimo sabato staremo parlando di Abramo e Sara alle ore 20, no? Giusto? Qua a Treviso, ok? Leo Treviso, così tutte le coppie questo sabato, ok? 25 di maggio c'è questo incontro con le donne e c'è una lotteria solidaria, no? Dove noi facciamo un ricavato e inviamo all'opera sociale, così qualche informazione potete parlare con la Karine, ok? Lei sarà anche là davanti, ok? Però 25. E atleta, sabato prossimo? Ok. Domani, sabato, lunedì il 13, ok? Informazioni con Miguel, Atletas di Cristo, qua incontro qua a Treviso, sarà qua in chiesa, ok? Ok, c'è l'altro avviso, ok, grazie, ok. Campeggio dei bambini, c'è ok, va bene. Tu che sei con noi oggi la prima e seconda volta, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica e che tu possa sentire questo amore di Dio in ogni momento. Grazie di essere con noi qua oggi, ok? A tutti, una buona domenica e figli, oggi il servizio è con voi. Lasciate la mamma riposando, ok? Buona domenica a tutti, un abbraccio e aspettate che eu possa arrivare in fondo.